Signori, bentornati in questo nuovo episodio con Far Cry 4, serie che purtroppo dovuta all'estate non sta ottenendo i risultati che speravo, raga. Questo mi dispiace, però magari può essere recuperata più avanti. Vi invito a lasciare un mi piace importante di supporto per questa serie e per questo episodio, e noi proseguiamo dal punto dove ci siamo salutati nello scorso episodio, che abbiamo ucciso finalmente Yuma e adesso praticamente ci rimane soltanto Pagan Min. Quindi io spero di avvicinarmi molto presto alla fine del gioco, quindi diamo un'occhiata a tutto ciò che possiamo fare. Allora, intanto possiamo andare da Longinus, oppure abbiamo la missione del Sentiero d'Oro, raga, ma io farei questa. Ad armi siamo equipaggiati abbastanza bene, abbiamo mitraglietta, pompa, l'unica arma furtiva è la balestra, poi abbiamo il bazooka, in caso di estrema emergenza che... E il bazooka, raga, che fate, ne privi? Di lanciare un colpo di lanciarazzi ai bastardi dell'armata reale? Che poi stavo pensando, scusa, ma io per cacciare posso fare così e attirare degli animali, no? Cosa attiro? Un lupo? No, vabbè, il lupo non mi serve. Che poi, scusa, per curiosità, raga, se io vado su fai da te, la faretra ci vuole... Ma vaffanculo, il tasso del miele, ne ho ammazzati a miliardi. Abbiamo 2 punti abilità, ma non posso mettermi niente. Vaffanculo. Stiamo planando, signori, come se non ci fosse un domani. Seguiamo la strada, ma che bello, raga. Oddio. Però mi sa che non la raggiungo quella destinazione. Aspetta, io ho paura di schiantarmi sugli alberi, raga. Non lo so perché ho questa sensazione. Apri il paracadute veloce. Ok? Perché siccome sapete che si toglie il FOV durante le animazioni, quindi non si ha mai quella percezione corretta, no? Di dove si sta andando. Sarebbe un peccato veramente che si toglie il FOV durante le animazioni. Sarebbe veramente figo se così non fosse. Tra l'altro questa doppietta, signori, è un'arma secondaria, quindi possiamo usarla dal veicolo, per questo è molto comoda. E siamo arrivati, villaggio sul fiume Bride. E qua c'è un porco e io voglio ucciderlo. Mamma mia, ho spaccato tutto, demolito una casa. Non è qua questione di maiale. Ah, c'è Badra. Ciao. Devo chiamarti Tarun Matara. Badra va bene. Per ora. Cos'hai? Il primo a conquistare il tempio di Jalendu guiderà il Sentiero d'Oro. C'è in gioco il futuro del Kyrat e io mi trovo in mezzo ad Amita e Sabal. Li hai visti litigare, sai come sono? Sì, più o meno ne abbiamo... Amita vuole distruggere il tempio. Dice sempre che così libererà le donne del Kyrat, eliminando per sempre tradizioni obsolete come la Tarun Matara. Che ci sta. Credevo che la Tarun Matara fosse una cosa buona. Secondo Sabal, sì. Se conquista il tempio, completerà la cerimonia e diventerò la Tarun Matara. Dice che il ritorno alla tradizione ci renderà più forti. Ma no, secondo me... Secondo me no. Io voglio un Kyrat libero. Esatto, quello lo stavo per dire. Da sola. Amit e Sabal non saranno mai d'accordo. Quindi resti tu, Ajay. Hai fatto la differenza, il Sentiero d'Oro ti ascolterà. Ma devi capire che chiunque aiuti a Jalendu diventerà il leader incontrastato del Sentiero d'Oro. E quando Pagan sarà sconfitto, controllerà tutto il Kyrat. Certo, abbiamo una grande responsabilità. Però penso di aiutare Amita. Credo di sapere cosa fare. Bravo, Gian. Grazie. Comunque graficamente, raga, questo è uno di quei giochi che invecchia secondo me benissimo. Cioè, perché graficamente, a livello di gameplay, proprio a livello videoludico, no? Cioè, è un gioco che veramente sa il fatto suo. Io mi stocco sempre le ossa, è ormai un classico della nostra serie. Io andrei da Amita, quindi vediamo cosa ci dice lei, ma sono d'accordo su liberare, diciamo, sia le donne, però insomma il Kyrat in generale. Madre mi ha detto che vuoi distruggere Jalendu. Non voglio solamente distruggere un tempio. Voglio mandare un messaggio a tutti quanti. Esatto. Questa è un'era nuova per il Kyrat. Non siamo più incatenati al passato. Senza Tarun Matara mostreremo che cosa è realmente Sabal. Cioè un sempliciotto aggrappato alla tradizione. Prendiamo gli oggetti di valore per fonderli e venderli. Per quel che riguarda il tempio, voglio che tu lo riduca in polvere. Così. È stata abbastanza chiara. Bene, direi di accettare. Sì, accetta.
Guerre di cultura, signori, che fa? Ormai dobbiamo per forza, diciamo, andare... Ah, il tempio è quello. Vabbè, possiamo direttamente andarci in volo. Ah, ecco dove la cosa. Allora, ci buttiamo di prepotenza. Ma non si può sparare con la secondaria qua, niente, no? Mentre siamo in volo, no? Perché avevo visto un video dove quello, mentre era in tutelare, sparava con il lanciagranate. Ma dai, prima di distruggere il tempio, devi trovare il cavo con loro. Se ti serve aiuto, le braccia del Sentiero d'Oro sono al tuo servizio. Uomini fidati. Grazie, Amita. Siamo pronti ad assaltare la base. Va bene, quindi... Noi o passare da dove preferisci. Entreremo in azione non appena sentiremo degli spari. Ok, quindi loro ci accompagnano. Vabbè, noi magari evitiamo di andare col bazooka, raga. Penso che diamo un po' sull'occhio, ecco. Vediamo. Oddio. Sti cazzi. Lo sapevo che il bazooka sarebbe stato utile. Vabbè, ci sparano. Mamma mia. Vabbè, allora si va in scena. Si va in scena. Riduciamo questo tempio in polvere, raga. Facciamo una mezza strage. C'è quella alla torretta. Porca miseria. Oh, cazzo. Aspetta. Calma. Calma. Qua ce n'è un altro. Veloce. Oh, cazzo, questo fa male. Con calma. Ok. Abbiamo fatto il corazzato incazzato con la vita. Oddio, lì stanno scendendo. Vabbè, ma qua c'è una strage. Aspetta. C'è un sacco di gente, raga. Proviamo a farci l'elicottero. Va bene così. Cambia di nuovo arma. Anzi, aspetta, andiamo il pompa. Così. Coltellino. Uccidiamo pure questo. Cioè, non è qualcun altro tipo qua. Almeno che sono sul tempio. Sì, secondo me sono sul tempio. Mamma mia, raga, ma che cos'è sta roba? Ma che cazzo ti metti alla torretta così? Di faccia e faccia, signore. Mi sa che arriva un altro elicottero. Ma noi abbiamo un bazooka. Siamo pronti? Vediamo se lo prendo. Vabbè, raga, c'è poco da fare. Uccisione multipla per 4. Oddio, ma c'è gente lì. Multipla per 3. Spero che erano 3 in barca, se no significa che c'è qualcuno vivo. E il resto mi sa che ce li abbiamo sotto. Sono sotto, perché io devo passare di qui, quindi ci sarà gente all'interno di questo tempio. Però che bello, raga, mamma mia. Oddio. Una strage. Ok. Con calma. Io ho bisogno di colpi, raga, però, tanti colpi. Allora, per demolire il tempio io che cazzo devo fare, scusa? Che poi vedi, mi diceva prendi gli oggetti di valore. Ma guarda qua che c'è. E come cazzo li prendiamo sti oggetti? C'è qualcun altro? Oh mio Dio. Sì. Apri il cancello. L'ho già aperto, signorina. Cosa faccio? Raccogli. Ok, devo trovare quindi cose di valore? Sopra di noi mi sa che c'è gente. Dai accesso ai ribelli. Ah, quindi devo semplicemente aprirgli le porte. Qua stanno facendo una strage. Ok, stiamo attenti che qua c'è gente. Oh, cazzo. Ok, uno l'ho piazzato. L'altro lo devo piazzare di sopra. Ti rivolto come un calzino, dice. Da questo lato piazza il C4. Perfetto. Ajay, spero che tu abbia finito di piazzare quelle cariche perché ci servi qua alla barca. Subito! Sì, Amita, sì. ho finito con gli esplosivi. Barche cariche. Tu vieni qua, siamo pronti. Ok, arrivo. Mamma mia, raga. Bella però. È stata... L'abbiamo fatta abbastanza veloce, tra l'altro, questa missione. Dovrebbe esplodere tutto qua. Stato della barca, devo difendere. Ma passiamo, abbiamo l'arma fissa. Ma ditelo prima. Oh, cazzo. Oddio, è esploso. Madonna che strage. Aspetta che c'ho un po' di panico lì. Madonna, la sensibilità della torretta è un po' lentina. Però scusa, vi mettete con la macchina i barili rossi. Mi tentano i barili, scusa. Vai. Spara. Ok, no, Panico. Grazie, Ajay. Sabal non comanda più e Badra è salva da quelle stronzate della Tarun Matara. Meno male, però mi è caduto un elicottero addosso. Abbiamo l'oro che serve per uscire dall'abisso in cui
ci voleva lasciare. Oh, perfetto, certo, però pensavo fossero più amici Amita e Sabal, Invece no, quindi sarà incazzato come una bestia adesso Sabal con noi. Chissà queste cose come complicheranno, perché io non mi ricordo nelle mie run, diciamo, di aver distrutto questo tempio, quindi sono curioso anche di vedere un po' l'andamento della storia. Noi dobbiamo andare qui ovviamente, però magari prima di andarci sarebbe abbastanza utile farci questa torre, perché ce l'abbiamo proprio qua vicino, no? Quindi io mi conquisto la torre e poi dalla torre ci droppiamo da Amita. Tra l'altro, raga, io mi scuso che nella serie di Far Cry 4 io veramente... Questo qui è l'11° episodio, io ve ne ho caricati 5, sono praticamente molti episodi avanti. E purtroppo devo editarli, ma per una questione di tempi, di cose da fare... Che mira di merda, raga, che mira del cazzo. Una mira pessima. Ok, dopo 2 ore tipo che mi apriva la tutelare a caso, sono arrivato. 12ª torre conquistata. Oh, ora che mi sono liberato quest'area posso direttamente svolazzare direttamente da Amita, che si trova tipo a 20 milioni di chilometri. Ma vabbè, io spero, raga, comunque che durante, diciamo, le nostre serie, che sto portando ultimamente dei giochi veramente molto vecchi, ma perché sono giochi che volevo portare da una vita, capito? Prima o poi avrei dovuto farli. Anche perché giochi nuovi onestamente che mi attirano più di tanto non ce ne sono, perché guarda, io ho il Game Pass, ragazzi, di conseguenza sul Game Pass per esempio c'è Atomfall che mi sembrava interessante, però poi ho visto che non è, non lo so, non mi attira. Oppure c'era l'altro Avowed, insomma giochi nuovi che erano usciti, di cui se ne parlava per un po', però che poi alla fine sono scomparsi, sono andati nel dimenticatoio. E questo perché sicuramente un gioco per scomparire così significa che il segno proprio non lo lascia, no? Nel frattempo io mi sono beccato 2 orsi al prezzo di 1. Io devo ammettere che già a questa parte del gioco tante cose non me le ricordo, Perché tipo non mi ricordavo questa missione del tempio, perché giustamente uno di un gioco, ragazzi, ricorda molto l'inizio e la fine, però tutte quelle vie di mezzo spesso si possono anche dimenticare, perché comunque veramente è passato tanto tempo. Da notare questa corda che fluttua. Vorrei portare pure Metro Exodus, dato che nel canale abbiamo portato sia il Redux che Last Light, quindi se vi interessano seguite la serie perché sono bellissime, ragazzi, sia per storia sia per come è venuta proprio la serie, fatta di momenti divertenti, un po' di tutto, insomma tanta roba, ragazzi. Andrà tutto bene. Sabal se n'è andato, tu sei salva. Basta, Tarun Matara. Riportala al campo. Non so dove sia Sabal e non mi fido di lui. Certo, Che succede con Sabal? ecco Non ora. appunto. Abbiamo problemi più grandi. Pagan sta per colpire Utkarsh con l'artiglieria. Non deve succedere. Distruggi quei cannoni prima che cancellino Utkarsh. Ok, vado. Ah, così. Era Utkarsh, come cazzo si chiama, quella cittadina. Era la cittadina dove abbiamo visto il filmato che lui veniva, poi noi l'abbiamo inseguito e ucciso, ma era il Sosia. Ed era quella cittadina, diciamo, accogliente in generale con il Kirat. Quindi adesso noi dovremo andare di nuovo qui. Non abbiamo un cazzo di viaggio rapido, ma abbiamo un avamposto che ci viene di passaggio. Vabbè, di passaggio relativo, perché devo farmi veramente tutta la strada dalle montagne. Che 2 coglioni, però. Dov'è un girocottero quando serve? Anche perché la torre è lì. Siamo comunque lontani. Niente, devo salire. Devo salire qui a piedi come un bastardo. Che bello però vedere gente così che prega nelle varie statue, che pregano i loro dei. Belle, belle, belle queste credenze. Però è veramente molto vivo il Kirat, Tra animali pericolosi, eventi che succedono, seppur sono più o meno le stesse cose. Gente che ha ostaggi, posti di blocco dell'armata reale, insomma, però è un classico della formula Ubisoft. Infatti i giochi Ubisoft, raga, sapete dove si perdono? Secondo me si perdono nel non rinnovare in un certo senso quello che fanno, perché tutti i Far Cry, raga, più o meno, chi più chi meno, hanno la stessa identica formula, capite?
tutti così, anche il 6 volendo nel suo più o meno è sempre la stessa roba. E questa cosa può piacere, può non piacere. Io per esempio sono un fan di Far Cry, ok? Quindi a me non dispiace farmi un Far Cry 7 che sia ipotesi identico anche al Far Cry 6. A me basta, cioè, che sia Far Cry. Poi io la preferenza che do è sulla narrazione, perché comunque un gioco per me può restare uguale, però se ha una storia diversa, cioè può restare uguale, si intende come gameplay, però se la storia è diversa, raga, che ti coinvolge, a me sta bene comunque, cioè alla fine. E poi spero sempre nel doppiaggio in italiano, che per me è importante. Allora, qua abbiamo un avamposto, raga. Noi non possiamo farci siringhe di caccia perché non abbiamo la pianta blu. Veloce. Madonna, raga, ma che giro sto facendo? Calma. Spero che nessuno vedrà questo cadavere. No, però io nel dubbio lo nascondo, raga, Nel dubbio lo nascondo. Lo metto tipo qui, che secondo me è più sicuro. No, più sicuro un cazzo, perché sta venendo pure l'altro corazzato. Vaffanculo. L'allarme. L'allarme. Ok. Sì. Ok. Panico, raga, panico. Mi rimane, mi sa, solo l'ultimo. Ce la stavo facendo, ma vabbè. Allora, adesso questo qui. Aspettiamo un po'. No, sono un coglione. Ma dove cazzo mi ha fatto spawnare, raga? Perché sono nel bivio tra la vita e la morte. Oh, A52, nuova arma. Un altro fucile da cecchino. Un mitraglione con contro... E vabbè, abbiamo veramente il mondo abbiamo trovato, raga. Pazienza, al posto del bazooka ci mettiamo subito il silenziatore. Caricatore stesso, boh, anche... Ma metti tutto, ma che cazzo te ne fotte. Mirino precisione potenziato. Ah, facciamo un mirino di precisione moderno, cacciatore. Facciamo questo. Oh sì, ecco come finire $400.000 per una cazzo di arma. Ma dettagli. Bene, adesso che abbiamo pure il nostro cecchinazzo. E tra l'altro nei commenti, raga, ovviamente mi riferisco ai commenti fino all'episodio 5, mi dicevate di migliorare l'equipaggiamento, ma è quello che comunque faccio spesso, di cambiare armi, cerco di provare un po' tutto. Per quanto riguarda invece la creazione del nostro equipaggiamento, quello con le pelli, dai, non siamo messi proprio malissimo. Uccidi 2 bersagli con un colpo solo, obiettivo sbloccato, fate il collateral, raga. Finalmente una cazzo di foglia blu ho trovato. Ah no, era viola, ma vai a fan... ma ancora siamo a 300 metri dall'obiettivo. Ma basta aprire sta tutelare così. Ok. Evacuare il villaggio. Non faccio evacuare perché me lo dici tu. Ma così, ma scusa, se Pagan sta bombardando tutti, perché non farlo evacuare? No, questo non mi piace però, Sapalle, Non ti facevo un pezzo di merda così. Ok, ragazzi, ci siamo, uccidi tutti i nemici in città. Quindi già stanno attaccando. Oh mio Dio. Zaval, porta via i soldati. Mamma mia. Convergono sulla nostra posizione. Liberate il canale. Forza, sparate. Ma vai a fanculo. Stiamo facendo le cose abbastanza per bene. Oh mio Dio, uno è lì. Ok. Nessuno ci sgama, raga. Nessuno ci sgama. Calma. Ma lì stanno esplodendo delle cose. Ma io dove devo andare, scusa? Ma sono questi i cannoni. Mamma mia, ma sto cecchino è una meraviglia. Come li faccio? Come li faccio? Ma penso che questo cecchino sia l'arma migliore che abbiamo mai acquistato. Ok. È l'ultima. Dove sono quei rinforzi? All'ultimo dovevano sgamarmi. Ajay, abbiamo dei soldati alle spalle. Ajay, proteggi i sabotatori che stanno arrivando. Sì, Distruggeranno l'artiglieria. va bene. Ci penso io. Come li proteggo? Tutto normale? Mi metto qui. Ah, c'è la torretta, raga. Lo risparmiamo. Ma questa è una torretta a lanciagranate. Sono un bimbo felice. Ok, questi dovrebbero essere i sabotatori. Li lasciamo passare? Ma guardali. Quelli no. Madonna, che bello. La strage. Ma come vuoi perdere con un'arma del genere? Scusa, è impossibile.
Ma com'è? L'hai piazzata la bomba? Io che cazzo devo fare qui? Che cazzo stanno facendo questi? Ma distruggi la sta artiglieria, no? Sta per esplodere. E arriva un elicottero. Mamma mia, se prendiamo il pilota, aspetta. Questo è un po' più complesso. Qua vado a prendere. Dove cazzo è ora la prossima postazione? Ma l'elicottero è atterrato. Era atterrato. Ok, questa è l'altra postazione. Dai, spaccate tutto che io mi metto qui a difendere. Non voglio le vostre armi del cazzo. Dai, arrampicati, Ajay, dai che ce la fai, cazzo, sali. Munizioni fucile di precisione. Va bene. Non lo so, loro si mettono qui. Mamma mia se sono lenti, però devono farlo. Ma guarda, se la fanno proprio con comodo. Ci metterai 3 vite per arrivare qui. Ma posso distruggerlo io sto coso con... gli tiro un C4. Niente, non posso. Madonna ragazzi, è tipo mezza buggata la missione. Perché cioè sono da 2 ore che sono qui. Questo sta camminando così. Forse sta andando lì, ma non ne sono nemmeno certo che stia andando. Poi nel frattempo mi lutto i cadaveri, raga. Che cazzo devo fare per passare tempo? Dai, testa di cazzo. Ajay. Ma buongiorno un cazzo, 2 ore che ti aspetto. Senti, figlio di una grandissima donna. Controlleremo più avamposti del nemico. Bel lavoro. Bel lavoro un cazzo, sì. Ti vuoi mettere a piazzare l'esplosivo? Cioè io non ci credo, questo è partito da chilometri, sta facendo con non ti fermare adesso, 2 ore che aspetto te, eh? Aspetta. Oh, adesso è passato tipo in modalità sono un soldato in missione. Che cazzo fai? Non ci credo. Coprici mentre piazziamo gli esplosivi. Si è fermata la missione per, non lo so, 3/4 d'ora per aspettare sto stronzo. Cioè mi è toccato luttarmi mezzo mondo praticamente per aspettare nel frattempo. Buon uomo. Ma se ne vada, se ne vada. Mamma mia raga. Gli blocco la via. Ok. Madonna, ho finito tutto, le molotov, le cose. Chiamo pure, che ne so, una tigre del Bengala. Veramente? Oh no, Dio, a caso, raga. Mamma mia, ma è una bestia sto cecchino. Con un colpo ho fatto la tigre. Va bene, Marco, ascolta, vuoi piazzarla sta minchia di bomba? Mamma mia, sei proprio la lentezza. Attenzione, guarda come scappa. Vediamo questa esplosione come... Ma ti devo la vita... Frasi dette a caso. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, raga. Abbiamo distrutto l'artiglieria. Abbiamo salvato quindi una città. Tutto fatto. Avrebbero distrutto Utkarsh se non fosse stato per noi. Perfetto, Occupati quindi di tutti i tuoi affari inconclusi. Dopo avrò bisogno della tua attenzione totale. occupati di tutti gli affari inconclusi. Dopo avrò bisogno della tua... Forse siamo vicini al finale. Non ci credo. Andiamoci subito, raga. Andiamo subito da Mita, velocissimamente. Se c'è il finale, raga, concludiamo così questa serie. Quindi con 11 episodi. Pensavo di più, raga, perché Far Cry 6, se non sbaglio, sono 23 episodi. Vabbè, sono molto più brevi, però. Far Cry... tua madre. Far Cry 3, 18. Percorri 5 km con la tuta alare, raga. Missione completata. Oddio, sopra il ponte. Non vi dico i chilometri che veramente che sto facendo per raggiungere questa zona, raga. Inutile dirvelo. E poi se freddassi l'autista, che ormai è lontano, è difficile. Però mi sa che si è fermato. Sì, si è fermato e tornano indietro. Ok. Direi che è un successo, signori. Dammi la macchina, vaffanculo. Ok, raga, sono arrivato. Uccidi Sabal. Madonna, raga, veramente non so cosa aspettarmi. Non mi sembra di aver mai fatto queste scelte. È la mia prima run. Ti ha mandato lei? Già questo silenzio. O ti sei offerto? Cosa credi di fare? Stai insozzando l'eredità di tuo padre
Congratulazioni. Tutte le sue battaglie sono state inutili grazie a te. E la cosa più triste, fratello, è che hai consegnato tutto ad Amita. Ad Amita! Credi possa salvare il Kirat? Come? Piantagioni di droga a perdita d'occhio? Reti per impedire i suicidi nelle città dove uomini, donne e bambini sono liberi di essere poveri? Una terra di pari opportunità dove tutti sono schiavi. Madonna, Ti raga. sembra il paese dove tua madre voleva che spargessi le sue ceneri? Certo, lui però Quindi colpisce i cosa farai, punti fratello? deboli. No, io non gli sparo, raga. Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo, raga. Ci ho pensato subito dopo. Così è morto. Ci ho pensato subito dopo. Io non so se ho fatto una giusta scelta, Sono occupato di però... Saballa. Non ci posso... Come non ci posso credere? Mi spiace, Ajay. Doveva essere fatto. Ma non per questo è stato facile, vero? Ok, avremo tempo di pensarci. Ora invece abbiamo un paese da salvare. Allora, raga, io non lo so, io l'ho fatto perché comunque lui, secondo me, è una persona che riesce a un grande manipolatore, ecco. Secondo me Sabal è un grande manipolatore e lui, cercando di dirti sempre tua madre, tuo padre, tua madre, tuo padre, cerca sempre di farci capire che stiamo facendo una scelta sbagliata. Alla fine Amita vuole un Kirat libero, non è vero che lo vuole sulla droga, e io mi auguro che sia così. Detto questo, signori, io vi invito a seguire questa serie, a commentare. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace di supporto, iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 4. Siamo veramente vicini alla fine del gioco. Ciao!